was young, I never needed anyone, and making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all. L'azienda lavora da 40 anni come esperti, periti e stimatori orafi iscritti alla Camera di Commercio sia per il Tribunale che per la Procura di Napoli. Il nostro compito è essenzialmente quello di valutare in termini monetari i gioielli che ci vengono sottoposti. Lavoriamo cercando di rilasciare una relazione di consulenza tecnica molto professionale, dove oltre alla descrizione del monile che visioniamo cerchiamo di valutare quelli che sono i parametri di base che un gioiello deve possedere. Innanzitutto bisogna valutare quello che è il metallo di cui risulta costituito e verificare se all'interno del prodotto visionato esistono quelli che sono i punzoni che garantiscono un prodotto idoneo alla commercializzazione. Parliamo di punzonatura che attesta il titolo del metallo prezioso e di marchio di identificazione, dal quale è possibile risalire all'azienda orafa produttrice del manufatto. Entrambi i parametri ci consentono di stabilire che il prodotto essenzialmente verifica quelle che sono le norme di legge. Oltre a questo il prodotto verrà descritto nei minimi particolari, verrà anche collocato dal punto di vista temporale, verrà specificata quella che è la manifattura del prodotto visionato, sia esso artigianale che di manifattura industriale. Ma inoltre, oltre a questo piccolo particolare, verranno anche valutate quelle che sono le gemme eventualmente incastonate sul prodotto, con l'ausilio chiaramente di un'analisi prettamente gemmologica, con l'utilizzo di un'idonea strumentazione all'avanguardia. Parliamo di microscopi, parliamo di rifrattometri, colorimetri, eccetera. Tutto questo per garantire al cliente la qualità del prodotto non solo che acquista, ma anche del prodotto che già possiede. Infatti il problema di molti acquirenti è essenzialmente quello di verificare il prodotto che stanno acquistando, ma anche quello di valutare il prodotto che già posseggono, questo per stabilirne chiaramente l'uso che ne vogliono fare. Infatti noi lavoriamo prettamente per la divisione di quelli che sono i patrimoni familiari, lavoriamo per l'apertura delle cassette di sicurezza per valutarne essenzialmente il contenuto, e lavoriamo anche per garantire al cliente finale la possibilità di un'assicurazione sul gioiello che possiede. Tutto questo è possibile chiaramente presso la nostra gioielleria.